La CISL Padova-Rovigo denuncia la situazione precaria delle case di riposo che si stanno sempre più privatizzando. Sentiamo. La mancata riforma delle case di riposo in Veneto, secondo la CISL Padova-Rovigo, sta portando ad una progressiva privatizzazione delle IPAB, con pesanti ripercussioni sulla sicurezza dei lavoratori e la salute degli ospiti. È un business che fa gola a molti, comprese le multinazionali estere. Si stanno attrezzando per acquisire questa fetta di mercato, proponendo prezzi bassi e molto concorrenziali che andranno poi scaricati sui lavoratori con paghe sotto soglia. La maggior parte delle case di riposo pubbliche del Veneto deve invece far fronte ad un costo del personale ed una tassazione più elevata rispetto alla realtà privata. Per reggere il confronto si appoggia a strutture esterne, appaltando i servizi a cooperative con sede fuori regione. Dalle segnalazioni ricevute dalla CISL, il loro lavoratore viene pagato di meno, non ha ferie o fermi di riposo garantiti e non rispetta le 11 ore di stacco tra un turno e l'altro. Il pericolo è che il servizio agli anziani diventi un business dove le aziende puntino al profitto, basandosi su budget fissi, andando quindi a danno della qualità del servizio. Di anno in anno interi reparti vedono scomparire decine di posti pubblici. Rovigo conta 10 case di riposo IPAB in provincia per un totale di circa 1.300 posti letto, il 27% dei quali è in capo ai privati. I dipendenti esternalizzati sono 237, il 27%. Risultano completamente privatizzate le strutture di Ariano, Taglio di Po e Fiesso Umbertiano. Crespino ha solo 3 dipendenti pubblici e 57 esternalizzati, con 90 posti letto tutti privati. Caso eclatante è quello di Lendinara, con 127 posti letto pubblici e 76 privati, 72 dipendenti pubblici e 54 esternalizzati. La CISL chiede quindi che le IPAB diventino aziende di servizi pubblici alla persona e siano integrate nel servizio sanitario regionale, come previsto dal progetto di legge del 2015.